è arrivato il primo. In Veneto intanto tante persone guarite dal Covid donano il plasma per le cure. L'inviato è Gabriele Lobello. Stiamo raccogliendo per creare una scorta di unità terapeutiche nel caso che dovesse ripresentarsi l'epidemia in una fase autunnale. Una banca del plasma ricco di anticorpi che potrebbe contribuire a salvare centinaia di vite in un'eventuale seconda ondata della pandemia. Complessivamente ci avviciniamo alle 600 unità terapeutiche, che vuol dire che potremmo teoricamente trattare oltre 200 pazienti. In Veneto, come in molte altre regioni italiane, si cerca dell'altro plasma dei guariti dal Covid-19 e i medici chiedono agli ex pazienti di presentarsi negli ospedali per donare il plasma, come ha fatto oggi Ilaria, 28 anni. Sono venuta per fare il prelievo per vedere appunto se ho sviluppato gli anticorpi e per eventualmente poi donare il plasma. Ma non tutto il plasma è uguale perché può avere più o meno anticorpi e dunque più o meno efficacia. In ogni caso è fondamentale esaminare tutti i guariti e raccogliere più sacche possibili da utilizzare nei pazienti più complessi. Il plasma secondo me potrebbe fare la differenza impedendo che nei soggetti contagiati si precipiti verso situazioni di grave insufficienza respiratoria, quindi bloccando prima l'evoluzione della malattia. E parliamo di scuola. Nel pomeriggio a Palazzo Chigi si